Bentornati a tutti alla Cittadella, io sono Matt Kerus, con me ci sono anche Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. E dunque, con la caduta di Khamenei negli scorsi giorni e il regime degli Ayatollah che traballa, non dovremmo forse vedere le femministe e la sinistra dei diritti umani in piazza a festeggiare? Insomma, uno si aspetterebbe, no, un'esplosione di gioia da parte di chi da sempre urla contro ogni forma di oppressione patriarcale e teocratica. Abbiamo donne lapidate per un velo, ragazze picchiate per aver ballato, madri che non rivedranno più i loro figli perché hanno osato protestare. Ecco, proprio quel regime lì sta crollando sotto, sotto i colpi e il popolo iraniano, con le donne in prima linea, sta finalmente respirando un'aria di vera rivolta. Però qual è la situazione qui da noi? Silenzio tombale da gran parte della sinistra dei diritti. Le femministe, per esempio, di Non Una di Meno, che di solito riempiono le piazze per qualsiasi causa purché sia allineata al loro copione, beh, stavolta hanno fatto scena muta più totale. Allora, quando il regime che incarna l'oppressione peggiore delle donne vacilla, le voci che dovrebbero esultare per prime si ammutoliscono, si zittiscono. E questo perché? Allora la domanda sorge spontanea, no? Paura di offendere forse qualcuno? Paura di offendere una determinata cultura? Paura di offendere una determinata religione? E allora oggi ne parliamo con Andrea Borello, influencer geopolitico, e Beatrice Lappa, content creator in ambito politico e di attualità. E io inizio proprio da Borello e domando: com'è possibile quindi che le stesse piazze che solitamente, qui in Italia traboccano, no, con slogan di ogni tipo contro il patriarcato, oggi sembrano stranamente deserte mentre crolla il regime che le donne le frustava per davvero. Allora qual è la situazione e perché? Borello. Ma allora, secondo me ci sono due motivi principali. Uno è il fatto che la questione in Iran, per come è vista oggi, non è una questione legata alle politiche di genere. Nel senso, l'Iran è sì un regime che ha perseguitato le donne, le ha obbligate a indossare il velo, eccetera, eccetera, eccetera. È un regime che ha perseguitato anche gli oppositori politici, le persone infedeli, cosiddette. Per cui è un qualcosa di più ampio, non è una battaglia prettamente femminista, come prima cosa mi sentirei di dirti. Secondo, il fatto che è chiaro che anche a sinistra si è contenti per il crollo, parlo da persona di sinistra, si è contenti per il crollo del regime degli Ayatollah. Oddio, più o meno, non è ancora crollato. Per, diciamo, la fine del regime di Khamenei, poi bisognerà vedere se crollerà davvero oppure no. Chiaro che siamo contenti di questa cosa, non siamo contenti delle modalità con cui questo è successo, non siamo contenti delle motivazioni che hanno spinto Trump a far cadere il regime di Khamenei e non siamo contenti di quelle che ad oggi sono le conseguenze, sia le conseguenze in Occidente, sia le conseguenze in loco, perché i bombardamenti non sono finiti quando è stato ucciso Khamenei. Trovo anche una certa ipocrisia di fondo a difendere la causa femminista solo quando fa comodo, Matt, nel senso adesso che le donne perseguitate sono quelle dell'Iran, paese islamico, contrario a Trump, boh, le difendiamo subito. Quando sono altre donne ad essere perseguitate, frega molto di meno. E anche lì, a seconda di chi è che le No, uccide, ma fa più permettimi o il meno contrario notizia. però, Andrea, scusami, permettimi il No, sì, contrario. vai, dimmi il perché il contrario. No, io dico che proprio perché, sono donne che veramente vengono perseguitate, allora secondo me in quella situazione esiste il vero patriarcato di cui bisogna parlare. Non perché Beh, si va contro, no, innanzitutto la sinistra, cioè non mi interessa niente a me di questo. sono contento che tu parli di patriarcato, perché spesso a destra si fa fatica a credere che il patriarcato esiste, mentre il patriarcato esiste in forme diverse nelle varie società. No, In ma noi Iran è crediamo una anche a forma... Babbo Natale, noi, No, noi ci no, beviamo no. tutto, Andrea, noi crediamo
crediamo a tutto, al patriarcato, a Babbo Natale, a Boogeyman. Io A penso Mussolini, grande personalmente che anche, come si statista, chiamava quello dei credete a un sacco di Ghostbusters? cose, lo so, Eh, lo sì, so, che lo c'è so, ancora il fascismo, lo so, e che chi molte cose. chiamerai? Acchiappa fantasmi. Ma posso dire scusami se mi Puoi permette di interrompere, mi intervenire. faccio Allora, interrompere volentieri. a parte, visto che il patriarcato non esiste, essendo io il maschio bianco più vecchio qui dentro, intervengo. No, un paio di annotazioni. Io sono il primo ad avere molti dubbi e pensare che questo intervento militare sia una cosa controproducente per noi, per l'Occidente, per l'Europa, per tutti. Però diciamoci un po' le cose, no, vere come stanno, e cioè, per prima cosa, non si può pensare di fare le manifestazioni per le donne iraniane, che poi sono state obbligate fino a un certo punto a portare il velo, poi questa cosa E insomma è stata ultimamente meno. tollerata molto di più. Però si possono fare tutte queste manifestazioni, delle due l'una, cioè o si manifesta, si chiede un qualche tipo di intervento, qualcosa, oppure si e quando quell'intervento arriva poi però non si può, come dire, Però nessuno ha mai chiesto di stare lì a dire: bombardare, ma non sono nessuno aveva mai questi i chiesto di modi". bombardare La diplomazia da quando esiste l'Iran ha sanzioni da anni, ha pressioni internazionali da anni, non gliene frega nulla, cioè continuano a fare quello che vogliono, quindi o uno si rassegna al fatto che ci siano altri che non hanno la nostra concezione di diritti umani, di diritti delle donne, di altre cose, oppure si dice: vabbè, allora andiamo in giro a esportare i diritti umani e la democrazia, e purtroppo i regimi si cambiano con le bombe e non in altro modo, con le bombe Sì, o con mi un permetto, certo tipo Francesco, di restituirti pressioni la stessa economiche. moneta Chiudo, e scusami, interromperti anch'io. chiudo Nel e senso, finiamo. i Chiudo regi- subito. Chiudo vai, ti subito. faccio finire e poi ti lascio I la parola, regimi si però, eh. cambiano o con le bombe o come fa Soros, cioè fomentando delle rivoluzioni colorate in giro per il mondo, con tutti i giornali a cagnolino a dire: guarda che brava la primavera araba, viva la rivoluzione arancione, tutte queste belle cose, poi fanno il colpo di Stato, che comunque anche lì una percentuale di lacrime e sangue c'è, vedi quello che è successo in Italia e in Grecia. Ora, Certo, questa secondo me è la realtà. mi Per cui se permetto di vogliamo dirci risponderti, posso? Trump è brutto e cattivo, Due prego, cose. certo. Poi cerchiamo di non parlarci addosso perché sennò non si capisce poi niente anche per chi ci ascolta. Cioè non farei proprio la classica cosa da talk show dove ci si urla addosso e non si sente poi niente. Due considerazioni. Uno, sì, va bene, la diplomazia non ha funzionato e quindi abbiamo lanciato le bombe. Uno, quanta diplomazia abbiamo provato? Nel senso, a parte che c'erano degli dialoghi in corso tra Israele tra Iran e Stati Uniti, che gli Stati Uniti hanno poi scelto di interrompere dall'oggi al domani perché Khamenei era particolarmente esposto e hanno colto l'occasione per ucciderlo. Ma al di là di questo, la diplomazia quanto ha funzionato e quanto è stata utilizzata bene? Perché se noi mettiamo solo le sanzioni all'Iran, ma non le mettiamo a tutto il ciclo di paesi che gli sono alleati e che lo supportano e che comprano materie prime iraniane, se non andiamo a colpire anche tutta quella che è il corollario dell'Iran, automaticamente è ovvio che le sanzioni all'Iran non serviranno a niente. Punto uno. Punto due, la soluzione non può essere semplicemente andare a lanciare le bombe, perché le bombe le abbiamo lanciate decine e decine di volte e non ha mai funzionato. Le primavere arabe che tu citavi giustamente, noi le abbiamo fomentate e aiutate con i bombardamenti, non è migliorata la situazione. E in più non possiamo andare a bombardare con la logica che dici tu, Francesco, allora tutti i paesi autoritari che non hanno un'impostazione democratica come noi, perché allora Sono d'accordo, andiamo a bombardare la Cina, andiamo a sono bombardare la d'accordo. Russia, no? Andiamo a Su bombardare il questo siamo Regno d'accordo. Unito, che è Per cosa che cui io farei forse domani. anche bombardare l'Iran era quantomeno prematuro, quantomeno lo si poteva fare condividendolo con i partner europei invece che farlo con un asse israelo-statunitense dall'oggi al domani senza neanche avvisare, e questo è il meme, la dico per meme, No, ma senza neanche avvisare il nostro Andrea, ministro della difesa perdonami, che era lì di fianco, no? non mi sono spiegato, non mi sono Mm. spiegato, non voglio fare il talk show proprio perché non lo voglio fare, non mi sono spiegato, poi vi lascio la parola.
E il punto è esattamente questo. Io penso che l'Iran non andasse bombardato. Se c'era un momento in cui tutte queste cose, proprio tutta la retorica del cambio di regime e altro non aveva senso, è esattamente questo momento. Proprio perché c'erano dei colloqui in corso, perché c'erano stati dei tentativi di apertura. Posto che a me non piace, non vivrei volentieri in quel regime, non ho Ma nessuna chiaro, ma chi intenzione ci vivrebbe e quindi non volentieri? ecco. Allora, il punto è, secondo me la soluzione è una sola: o ci arrendiamo alla logica per cui dobbiamo lasciare in pace gli altri e possiamo esprimere sdegno per le cose che fanno, possiamo cercare con diplomazia di fargli abbassare la cresta e cambiare atteggiamento, ma altrimenti tutti questi strumenti diplomatici che ci sono non funzionano. E non funzionano perché? Non funzionano perché a seconda delle convenienze l'Iran è buono o cattivo. Noi abbiamo commerciato con l'Iran per anni, Certo. poi l'Iran ci ha aiutato a combattere lo Stato islamico con la sua aviazione, sono stati i primi a darci una mano contro l'ISIS quando ci serviva, e quindi a seconda dei momenti anche l'Occidente ha avuto un atteggiamento negativo. Semplicemente io dico, non siamo ipocriti, cioè non andiamo tutte le volte a dire Trump fa l'imperialista. Trump fa quello che hanno fatto tutti gli altri, cioè Un gli po' di più. interessi degli Stati Uniti Sì, un po' di più. o gli interessi di Israele. No, li fa esattamente uguale, perché Obama in Siria faceva questo, Biden ha gestito la partita ucraina esattamente come si gestisce questa, solo in maniera un po' più furbetta, su certe cose un po' più ipocrita. Quelli di prima hanno fatto quello che dovevano fare, dalla Serbia all'Afghanistan, all'Iraq. Cioè, questo è l'atteggiamento dei presidenti americani. Io sono convinto al 100%, ci metto la mano sul fuoco, che se il PD fosse stato al governo, sì, avrebbe fatto 2 comunicatini, 20 distinguo, e avrebbe fatto le stesse cose che fa questo governo, il quale non ha alcuna possibilità di intervento, alcuna. Starmer e Macron che steppano non valgono niente, e quindi l'unica cosa che può fare è essere ipocrita l'opposizione. Può essere ipocrita anche il governo quando dice la democrazia e la libertà. No, rassegniamoci che quelli fanno quello che gli pare, noi lo raccontiamo, per cui la nostra funzione di verità è questa, cioè dire guardate che sta succedendo questo, però non facciamo tutta la retorica dei diritti né da una parte né dall'altra. Ed è anche vero, e chiudo, che quando c'è un problema islamico qui, cioè ci sono delle enclave dove mancano i diritti, io non posso sentire che tu mi parli di patriarcato in Italia, dove il patriarcato non c'è più da Ma perlomeno 40 non è anni, vero. no? Su E poi questo dopo, se io vado a fare una manifestazione a Monfalcone mi dici però te la prendi con la minoranza. E questa è la nostra enorme ipocrisia. Il patriarcato non c'è più, su questo proprio non accetto discussioni, non c'è, tant'è che il purtroppo qui patriarcato è hai un torto, sistema Francesco. basato. Provo a Quindi risponderti. io in quanto uomo posseggo mia moglie e i miei figli? La Posso provare legge a mi risponderti in favorisce in quanto maniera ti uomo? provo a rispondere in maniera coerente, partendo dall'inizio, non dalla fine. Sì. Allora, primo, i bombardamenti, è vero, a parte che Trump ne ha fatti decisamente di più di quelli che hanno fatto Obama, Bush, Biden. Cioè Obama, Bush, Biden hanno bombardato ciascuno di loro diversi paesi, alcuni sì, alcuni no. Trump è riuscito a bombardare tutti i paesi che hanno bombardato insieme Biden, Bush e Obama. Prima considerazione. Secondo, non è che quando le bombe le lanciava Biden o quando le bombe le lanciava Obama io personalmente esultassi, nel senso resto contrario a quel modo di gestire il potere e la forza. Minchia, gli hanno dato il premio Nobel per la pace a Obama. Gliel'hanno dato prima, Gli hanno dato il purtroppo. premio Nobel per la pace. Forse dopo non gliel'avrebbero dato, come io mi auguro che non lo daranno a Donald Trump. Sul fatto che questa cosa che ha l'Italia... bombardato Aspetta, più però, paesi è Francesco, no, falsa. scusami, Francesco, io ho fatto parlare te, ora tu fai parlare me. Perché se intervieni a metà non si capisce niente. Io quello che devo dire lo so già. Sì, sì. Lo dico per voi, se a voi non interessa è inutile. Ok? Per cui non è che si approvano i bombardamenti fatti anche dagli altri presidenti. In particolare quelli di Trump sono critici perché Trump si è sempre presentato come il presidente pacifista, il presidente che puntava il dito su Biden dicendo attenzione, Biden vuole bombardare l'Iran, e poi lo fa lui. Cioè,
oltre al dolo c'è anche una sorta di c'è un'enorme incoerenza. Quindi questo è il secondo punto. Terzo punto, tu dici se il PD fosse stato al governo, purtroppo la storia non si fa con i se, con i ma, sarebbe molto divertente poter fare la storia con i se, vedremo come sarebbero potute andare tante cose, ma non lo possiamo vedere. Penso che un governo davvero patriottico, per utilizzare un termine che spesso la destra usa, secondo me rubando un po' alla sinistra, perché i partigiani si autodefinivano patrioti, non si chiamavano partigiani, si chiamavano patrioti, ecco. Un governo davvero patriottico, quello che dovrebbe fare, invece di continuare ad annuire, a sottostare all'alleato, se così lo si può ancora chiamare, americano, sarebbe investire davvero su una Unione Europea forte, perché un'Unione Europea come oggi, ci credo che conta poco e non tocca palla, non c'ha un esercito, non c'ha una politica estera davvero comune, c'ha quella roba lì, la PESC, che però funziona peggio che male. Invece di oggi la dichiarazione del ministro dei trasporti e delle infrastrutture che dice no, noi la protezione nucleare francese non la vogliamo, non ci interessa, stiamo con quella americana, quando in realtà per esempio il fatto di agganciarsi alla protezione nucleare, che poi è fondamentale, la protezione nucleare purtroppo è fondamentale nel mondo di oggi, perché se ce l'ha uno ce la devono avere anche gli altri. Perdonami. Le teorie della mutua autodifesa. Fai finire e poi ti lascio la parola. Io ti voglio veramente molto bene. E mi vuoi così bene ti che trovo mi fai molto finire simpatico. e poi ti lascio la parola di nuovo indietro. Sì, abbiamo 2 minuti. Trump, prego. Ci metto un minuto. Salvini rifiuta la potenza nucleare francese. I francesi avranno anche poche testate, tutto quello che vuoi, poi mi farai le tue obiezioni, però era la prima volta nella storia che la Repubblica Francese, che è stata sempre gelosissima del suo potere nucleare, pensa e propone a dei paesi vicini di condividerlo o comunque di metterli sotto al proprio ombrello, ed è un primo passo verso forse una gestione più europea della difesa, anche di un'Europa a 2 velocità, ma una gestione più europea della difesa. Chiudo sul patriarcato e poi mi taccio. È ipocrita dire che il patriarcato in Italia non esista, nel senso il patriarcato esiste in tante forme diverse nei vari paesi. Il patriarcato non è soltanto possedere la propria moglie, il patriarcato è il fatto che in media un uomo in Italia guadagni il 30% in più di una collega che fa la stessa identica mansione donna. Il patriarcato è il fatto che il congedo di paternità l'altro giorno sia stato bocciato dal governo, lasciandolo a 10 giorni invece di equipararlo a quello della donna, cosa che avrebbe permesso un'emancipazione diversa delle figure femminili. Il patriarcato è tante cose, non è soltanto mettere il velo, obbligare una donna a tenersi il velo in testa, e anche pagarla di meno e anche averne una determinata visione che oggi nella società italiana abbiamo ancora. Poi non è un problema, e io probabilmente, anch'io sono affetto dal patriarcato, perché anch'io vivo in una società patriarcale. Il punto sarebbe realizzarlo e pian piano andare a correggere certi atteggiamenti, altrimenti forse, e chiudo davvero, non avremmo tutti i femminicidi che abbiamo in Italia ogni anno. 30 l'anno. Però, ok, 30 tralasciando questo discorso, voglio giusto dire una cosa. Massimo, fammi dire 2 cose. Stai scherzando? Fermi un secondo, parola Francesco, perché abbiamo pochissimo tempo prima della pausa. Proprio 30 secondi. Allora, intanto c'è una contraddizione dolorosa e profonda nel fatto di dire che noi, per essere più patrioti, si può anche dire nazionalisti, non è proibito. Cioè, la nazione e la patria sono due cose diverse. Più amanti della nostra nazione, dobbiamo delegare sovranità agli altri, cioè farci nuovamente guidare dai francesi, che hanno fatto peggio degli Stati Uniti in tutta l'Africa, o in Libia, paese portato al disastro grazie all'amico Sarkozy, e quindi far fare a loro i nostri interessi. L'Unione Europea, che non ha potere, questo non è vero, ne ha un sacco di potere, influisce sulle politiche degli stati, ma il suo scopo è stato, fino all'altro giorno, e oggi un po' meno perché sono in crisi, ma è stato quello di fare gli interessi della Germania e della Francia, che è una delle cose che ha portato Trump a mettere i dazi che ha messo. Quindi andare dietro a queste potenze e dire ci facciamo fare lo scudo da chi? Da Macron? Fare con le testate nucleari? Ma se non abbiamo manco un esercito, ma non ce l'hanno gli stati l'esercito, poi chi lo comanda?
un esercito fantomatico europeo posto che non esiste? Chi lo comanderebbe? La von der Leyen? La von der Leyen è dei criminali. Quindi questo è il grande punto. Ora, io non voglio insistere su questo, ma mi sembra un tema, insomma, un po' così, un po' contraddittorio. Chiudo sul patriarcato. Il patriarcato è storicamente la proprietà del maschio su la moglie e i figli. Questo esiste in alcune società in giro per il mondo, qui non esiste più. Esistono delle sacche di macismo, come dire, scarso rispetto delle donne, sempre più ridotte, fortunatamente, altrimenti dovremmo dire che le nostre politiche in tal senso non sono servite per anni. Permettimi solo di dire una cosa. Le donne in Italia, laddove c'è un contratto nazionale, laddove c'è un contratto statale, laddove ci sono dei contratti regolamentati dai sindacati, guadagnano la stessa cifra che guadagnano gli uomini. Quello che c'è di diverso nell'incasso sta in alcune persone che hanno accordi privati, che normalmente guadagnano un sacco di soldi, e il fatto che differisca per genere o per sesso, meglio dire, la retribuzione è una nostra lente, perché potremmo dire differisce per età, differisce per provenienza geografica, differisce per un sacco di fattori. Quindi il gender pay gap è, detto in francese, così facciamo un atto patriottico, una strunzata. Finisco qui. Grazie Francesco, noi adesso ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo.
Rieccoci qui, la Cittadella, Matt Kerus, Massimo Salvati, Andrea Borello e Beatrice Lappa. Francesco in questo momento ci ha salutati, ma rimaniamo noi a discutere riguardo il patriarcato, perché è questo il tema che abbiamo affrontato negli ultimi minuti. E dunque io però darei anche parola a Beatrice e vorrei sentire un po' cosa ne pensa, no, riguardo il patriarcato, se esiste una qualche forma di patriarcato in Italia, se lei ha avuto un'esperienza diretta, insomma, qual è la sua valutazione in merito, Beatrice? Ciao ragazzi. Allora, io sono mamma di un bambino di 5 anni e posso dire che ho avuto la fortuna di stare con una persona che, cioè, posso dire che non esiste più il patriarcato per quanto mi riguarda dall'esperienza che ho vissuto. Non io in prima persona, ma proprio oggi come oggi, gli uomini sono molto più presenti, hanno più libertà per poter vivere un certo tipo di vita rispetto a prima. Mio padre, per dire, faccio un esempio, con me non c'è stato mai. Oggi i padri sono molto presenti, possono prendersi i giorni al lavoro. Questa cosa che è uscita qualche giorno fa del congedo ora non ricordo. Insomma, sì, capisco quello che dice Andrea, però insomma, non si può dire che è come una volta, ecco. Ma tu pensi che ci sia no, una sorta Posso di... dire una cosa però? Arrivo, prima ma al volo? Massimo, scusami, faccio un attimo questa domanda e poi dopo ti do la parola. Volevo sapere se, appunto da Beatrice, se lei vede una qualche oppressione del genere maschile sulla donna, in qualsiasi No, contesto, no? Che può essere, non so, nello sport, negli spogliatoi, al bar, a scuola. Cioè, allora, c'è una qualche forma di Allora, io patriarcato? sono cresciuta con tutti i ragazzi, giocavo a pallone, mi piaceva il calcio, quindi non mi hanno mai fatto vivere questa cosa. Sicuramente tante ragazze avranno vissuto determinate, non lo so, molestie, ora non lo so, però io dalla mia esperienza no, secondo me non esiste. Secondo me non esiste assolutamente, per quanto mi riguarda, per esperienza mia personale. Lavorativamente parlando, conosco amiche che lavorano e guadagnano molto più di tantissimi uomini, quindi anche quello dipende in quale settore, di quale settore stiamo parlando. Ecco, questo è interessante. Massimo, parola a te. Allora, io volevo intanto parlare di congedo parentale e di differenze salariali. Allora, intanto, per chi un minimo di economia capisce, sa benissimo che gli stipendi sono dettati dalla legge della domanda e dell'offerta, come ogni singolo prodotto o qualsiasi cosa che deriva da un concetto economico. Poi voglio fare una supposizione ragionando per assurdo, quello che in gergo tecnico si chiama ragionamento per assurdo. Allora, ok, supponendo che esista il gender pay gap e supponendo di voler introdurre il congedo parentale, no, è una supposizione, perché il gender pay gap dalla mia ottica e dall'ottica economica, supponiamo che i dati dell'Istat siano veri. I dati non valgono nulla, i dati, ok, no, vabbè, i dati non valgono nulla in tal senso, perché ok, supponendo che il gender pay gap sia vero e supponendo di voler introdurre un congedo parentale, allora oggi che cosa crea nella vostra ottica un congedo materno? Praticamente, se una donna ha un salario, si deve assentare da un posto di lavoro, riduce il suo salario, lo annulla praticamente, o comunque va in maternità e subito dopo viene licenziata. Questo è il vostro problema. E secondo voi questo problema verrebbe risolto drasticamente introducendo un congedo parentale. Ma quello che accade facendo una cosa del genere è in realtà una discriminazione nei confronti anche di chi vuole far figli. Cioè, se nella vostra ottica c'è una discriminazione di congedo che va data soltanto alle donne, introducendo un congedo parentale, la discriminazione passerebbe da soltanto alle donne a tutti quanti quelli che vogliono fare figli. Qual è il risultato a livello pratico microeconomico? Parliamo di microeconomia, che se oggi per la donna prevale il cosiddetto substitution effect, l'effetto di sostituzione, ovvero che il costo, quello che in gergo tecnico si chiama opportunity cost, il costo dell'opportunità di fare un figlio è più alto, più guadagna. Se noi introduciamo il congedo parentale anche per gli uomini inizierà a prevalere il cosiddetto effetto substitution, quando oggi prevale il cosiddetto income effect, ovvero ci sono anche dati empirici che dimostrano questo, come uno studio della Chicago Federal Reserve, dove viene esplicitamente scritto che per gli uomini oggi aumentare il loro stipendio
corrisponde a una maggiore natalità. Per le donne invece è il contrario, più aumenti lo stipendio, minore natalità. Perché? Perché proprio prevale, in tal senso, l'effetto sostituzione per le donne. E introducendo un congedo parentale si farebbe prevalere l'effetto sostituzione anche per gli uomini, e di conseguenza la discriminazione passa da soltanto le donne a chi vuole far figli in generale. E in una società a natalità zero questo non è possibile. Quindi il congedo parentale, supponendo che esiste questo problema, non è la soluzione a risolvere la discriminazione, perché si sposta semplicemente il fardello dalla donna alla famiglia in generale. E poi chi li fa più i figli? Già abbiamo il tasso di natalità più basso in Europa. Cioè, lo capisci che non può essere una soluzione. Anche ci sono diverse prove empiriche di questa prevalenza dell'effetto sostituzione, che va analizzata. Non si può parlare tanto così a random, insomma, del congedo parentale come la soluzione a tutti i problemi, perché, ripeto, supponendo che esiste il gender pay gap, si sposta alla discriminazione. Beh, oddio, però in questi giorni io sto sentendo la sinistra brandire questo congedo parentale esteso sia a maschio che femmina come chissà quale insomma, era un passo in manna avanti. dal cielo. Non E era, poi le soluzioni non è un passo in esistono avanti. soluzioni uniche, cioè problemi complessi hanno soluzioni complesse, nessuno pensa che sì, ma ci sia le una soluzioni legge che complesse... risolve tutto. Ok, Era però la un passo soluzione in avanti. complessa tu la devi attuare insieme ad altre prospettive. A me può anche andare bene pensare che gli uomini devono prendersi il congedo parentale, perché a livello concettuale può anche essere giusto, però bisogna anche analizzare le implicazioni economiche di una mossa del genere. Se l'implicazione economica è una discriminazione di chi fa i figli, io preferisco discriminare uno solo che discriminarli tutti. Quindi il problema non può essere risolto in questo modo. In più c'è anche da dire un'altra cosa, che dal momento in cui nasce un figlio, se si vanno a vedere le statistiche, la marginal willingness to pay to not to work, cioè quindi praticamente il tasso per il quale si è disposti a pagare per non lavorare, è estremamente alto per le donne al momento della gravidanza e poi decresce e torna a livello normale. Mentre per gli uomini E non quindi è che cosa così, significa rimane questo, costante. Massimo? Significa brevemente che le donne, quando fanno un figlio, vogliono stare prevalentemente a casa per accudire il proprio bambino. È una questione fisiologica e di biologia. È una questione di biologia. Agli uomini questo non accade. Poi ovvio che ci sono le eccezioni che confermano la regola, però stravolgere tutto quanto va fatto con cautela, perché se noi lo facciamo e poi creiamo un disastro economico che porta a natalità zero, quando abbiamo già natalità zero, non è sostenibile una manovra del genere. Vorrei sentire un attimo Beatrice, magari so per sua esperienza o esperienze di altre donne attorno a lei a riguardo. Condivido con quello che dice Massimo, perché uno dovrebbe vivere determinate situazioni per capire come funziona, secondo me, invece di... Certo, ci sta che uno dice la sua, però il bambino anche proprio appena nato ha proprio il bisogno proprio fisiologico della madre. Cioè il padre può stare lì, può supportare i primi giorni sicuramente, infatti hanno 10 giorni di paternità, se non sbaglio, se non ricordo male, però maggiormente la madre che ha bisogno che purtroppo, per fortuna, non lo so, insomma, ha bisogno di stare, il bambino ha bisogno della madre più di chiunque. Poi chiaramente uno può prendere i permessi, i giorni te li danno, perché ora non so che lavoro uno può fare. Quali però... sono i contesti, Beatrice, in cui magari il bambino richiede di più la presenza della madre? Beh, l'allattamento, comunque i bambini hanno proprio bisogno di stare con la mamma, cioè un bambino appena nato non vuole, diciamo, nessun altro se non la mamma, i Ma nel primi senso tempi. che esiste una connessione invisibile molto Sì, importante? assolutamente. In quali scenari si verifica maggiormente? Allora, loro riconoscono l'odore, è come un po' gli animali, no? Loro ti sentono. Io un mio migliore amico è diventato papà da poco, da 10 giorni, e mi ha detto, dice, tu non sai come la bambina così piccola riconosce la madre. Io l'aiuterei perché la madre giustamente è stanca, però la bambina ha bisogno della mamma lì, quel momento. Dice, io posso fare poco, non è che uno è patriarcato questo, fa poco perché purtroppo è così, è biologica, cioè è scienza, non so come dire. Ecco, io aggiungo Poi due ci cose e saranno... poi lascio... Prego, Beatrice. No, dicevo, poi ci saranno anche casi sicuramente che, ecco, ci saranno situazioni che bambini non avranno la mamma, in questo caso uno cerca di
arrangiarsi come meglio può, però solitamente un bambino appena nato ha bisogno solo della mamma, Ecco, io merito maggiormente. questo dico 2 parole, poi dopo lascerò parola ad Andrea anche per replicare. Allora innanzitutto per esempio, le mamme hanno un udito particolarmente sviluppato per sentire gli acuti. Questo significa che riescono maggiormente a sentire la voce più acuta del loro figlio, anche magari appunto durante la notte se si sveglia magari un padre, tende di meno a sentire questa voce, no, un po' più stridula, mentre la donna sarà più capace di ascoltare, sentire e anche captare, no, anche segnali che magari il padre non riesce a cogliere normalmente. E poi per esempio un altro fatto interessante è che le donne durante l'allattamento sono capaci in modo assolutamente inconscio, no, non sanno di farlo, ma riescono a sentire se il neonato, tramite appunto l'allattamento, ha necessità di calcio e la donna è capace di, passatemi i termini sicuramente poco medici, ma di rilasciare, di sbriciolarsi le ossa per riuscire a trasmettere il calcio giusto al bambino. E questa secondo me è una roba pazzesca e ovviamente per fare questo c'è bisogno di una presenza, femminile, ovvero della madre. No, solo la mamma in quel momento può dare al bambino la stabilità e la tranquillità soprattutto. Poi ci sono papà bravissimi che fanno di tutto e oggi hanno la fortuna di poter essere presenti al 100%. Ripeto, all'epoca non era così semplice, prima ancora meno. Oggi siamo fortunatamente addirittura di arrivo, anche i genitori, i padri sono molto più presenti, portano i bambini al parco, sono presenti in qualsiasi momento della vita. Già l'epoca mia era molto difficile questa cosa, quindi il patriarcato sì, c'è forse magari in qualche ambito, però a livello genitoriale secondo me pochissimo. I padri sono molto, molto presenti e non c'è distinzione. Andrea Borello. Sì. Sì, allora, io inizio col dire che sono in realtà contento che Beatrice non abbia sperimentato molestie o cose di questo tipo, perché non penso siano belle esperienze. No, Penso, riprendendo quello che diceva Salvati, che giustamente lui diceva non dobbiamo darci spiegazioni o citare cose random, per cui io cito 2 o 3 dati che secondo me danno un po' l'idea di quello che sta accadendo, e sono i dati delle molestie, anche un po' in continuità con quello che diceva Beatrice, cioè per fortuna tu Beatrice non sei mai stata molestata. In Italia, questo sono dati dell'Istat, nel 2025 6.400.000 donne italiane hanno subito almeno una volta violenza fisica o sessuale. Di queste quasi il 20% ha subito violenze fisiche e quasi il 25% violenze sessuali, il 6% stupri o tentati stupri. Per cui questa è la parte ovviamente più malata del patriarcato, che porta a infierire o verbalmente o fisicamente sulla donna, e è una parte da non sottovalutare, come anche il numero dei femminicidi. Prima Salvati diceva che sono 30 femminicidi, non è vero, i femminicidi sono 84, anche se vuoi togliere tutti quelli, ti dici, vabbè, ma quelle sono... allora, i suicidi indotti non li voglio contare, i trans non li voglio contare, i non binari non li voglio contare, quelli in fase di accertamento non li voglio contare, sottrai, sono 84 i femminicidi riconosciuti dalla giustizia come tali nel 2025, ok? Vuol dire Sì, però devi un vedere anche numero la definizione di rilevante. femminicidio. Cosa? Dico, la definizione di femminicidio per te qual è? Ma sono donne che sono uccise dai propri compagni, o dai però, propri mariti, o dai propri fidanzati, o dai propri ex, per il però c'è fatto un di nome che essere... è omicidio. Ci sono no, è anche tante donne che diverso. hanno... No, Non lo qua so, Beatrice ci sono purtroppo anche casca tante l'asino, donne che perché hanno... non è vero, i numeri di donne che uccidono i propri mariti sono molto molto più bassi, si contano penso sulle dita di una mano, Guarda, adesso non ce li ho sotto mano, cercateli. posso dirti una cosa? Sì, Perdonami se ti interrompo. non Guarda, temere. io non sono mai stata molestata, però ho ricevuto in passato da bambina, diciamo 16 anni,
ho subito una violenza da un mio ex fidanzato e credimi, non mi viene da chiamarlo patriarcato, te lo posso assicurare, ma ti dico Ci perché. sta. Perché purtroppo ci saranno sempre individui che fanno cazzate, ok? Però anche qui il femminicidio, cioè si chiama omicidio, ha un nome, ci sono anche tantissime donne No, che è fanno diverso, è pressione diverso. psicologica. Ma non lo so È quanto è diverso perché diverso, omicidio è perché un termine molto generico, no? Omicidio Ma tutte le proprio per volte ma non quanti qualcuno creare, uomini? ma è proprio per no. non creare, si dice omicidio proprio per non creare disparità, però adesso non mi concentrerei Ma proprio non sulla è una definizione di questione di creare femminicidio, vorrei disparità, sentire è una questione di le identificare un seguenti problema argomentazioni. con il nome specifico. Cioè anche la destra Va li chiama bene, allora però mi si femminicidi, fa anche però allora mi si fa anche il però allora mi si fa anche, vabbè, io non sono la destra, io sono Matt Caruso, però allora mi si fa anche il Sì, maschicidio, va no? bene. Però adesso Sì, non rimaniamo sulla esiste, si definizione, vorrei parla, non si sentire chiamano maschicidi, però le altre argomentazioni. proseguendo, lasciando perdere i femminicidi su cui io sinceramente non voglio neanche mettermi a dibattere, nel senso femminicidio, poi se la pensiamo diversamente pazienza, però io su quello non accetto compromessi. Invece si può anche andare a prendere, che è molto interessante, il sito dell'Istat, questo più per Salvati, il sito dell'Istat che ci dice che vabbè, il tasso di occupazione delle donne è molto più basso di quello degli uomini, questo anche per motivi legati al patriarcato, soprattutto in alcune famiglie, soprattutto, ahimè, nel sud Italia succede questa cosa. Ma per quanto riguarda il gap retributivo, in Italia, non in complesso, non tutti i settori assieme, settore per settore, in media la differenza retributiva tra un uomo e una donna è del 20%. Il 20% Ok, nelle ma attività qual è la manifatturiere, soluzione? fammi finire, il 24% nel Sì, sì. commercio, il 16% nei servizi di ristorazione, il 32% nelle attività finanziarie. A livello di dirigenza, il 21% dei dirigenti è una donna, contro l'80% di uomini. Ora, qual è la soluzione? Ottima domanda. Non si può risolvere questo problema con una sola legge, però si può investire molto di più nell'educazione femminile, si può investire molto di più, si Io ce possono l'ho la fare delle leggi soluzione. che... Cosa? Io una soluzione ce l'ho al Scusa? problema. Io una E qual soluzione al è? problema ce l'avrei. Tirami fuori. Liberalizzare il mercato del lavoro. Se tu hai una disoccupazione al 7%, è normale che esce gente dal mercato del lavoro. Se tu crei piena occupazione, non ci stanno discriminazioni, perché i lavoratori vanno a ruba. Però tu li devi creare i posti di lavoro. Se non li crei, il problema su questo, continua a su rimanere. questo sono d'accordo, bisogna creare... vorrei un attimo... Siamo in chiusura, ragazzi, per cui vorrei un attimo... Velocissimo. Siamo d'accordo che bisogna creare posti di lavoro, su questo non ci piove, siamo d'accordo sia io sia te. Si dovrebbe fare delle leggi che obbligano, per esempio, a rendere pubblici gli stipendi all'interno delle aziende private, che se io guadagno il triplo di te, facciamo lo stesso lavoro, tu lo debba sapere, posso andare a protestare. Delle leggi che vadano a tutelare quello che è la retribuzione femminile. Attenzione. Anche perché retribuire di più le donne fa sì, dato che parlavi di economia, che aumenti la ricchezza veloce, Andrea, media, che aumenti il velocissimo. moltiplicatore, che aumenti la propensione alla spesa. Ne guadagnerebbe tutta la nostra economia. Faccio un attimo un riepilogo, anche perché siamo in chiusura, quindi spendo un attimo 2 parole per chiarire anche il mio punto di vista. Dunque, allora, oggi le donne possono votare, possono lavorare, possono viaggiare, possono vestirsi come vogliono, possono dire quello che vogliono e possono entrare in politica. Non c'è assolutamente nessuna cosa che oggi non possono fare le donne nella nostra società. Parliamo ovviamente in Occidente, non parliamo chiaramente in altri punti del mondo dove chiaramente invece lì ci sono ancora regole molto ferree su quello che possono o non possono fare. Detto questo, il fatto che esistano dei femminicidi, delle violenze, questo non significa che esiste un patriarcato, anche perché fortunatamente i casi sono veramente minimi, perché stiamo parlando di un centinaio, se vogliamo stare abbondanti, di casi all'anno. Noi siamo 30 milioni di uomini circa, per cui insomma è un dato veramente uno 0,0 qualcosa, per cui non è una roba sistematica. E per quanto riguarda la disoccupazione, per quanto riguarda la disoccupazione, per esempio, una cosa che è emersa dai sondaggi è che le donne sono disposte a viaggiare anche meno per cercare lavoro. Quindi magari un uomo viaggia 30, 40, 50 chilometri anche per trovare lavoro, le donne no. Quindi dobbiamo tenere conto anche di questo quando si parla di dati, perché sennò è molto semplice prendere i dati ma senza analizzare diventa un problema. Stessa cosa per quanto riguarda anche il pay gap.
Per esempio, uomini e donne hanno una personalità tendenzialmente diversa sotto vari aspetti, per cui in media gli uomini tendono ad avere una gradevolezza inferiore. Questo vuol dire che loro possono sono più inclini a ricercare lo scontro, mentre le donne sono più evitanti. Gli uomini che hanno in media, una bassa gradevolezza, sono più schietti e più arroganti anche. Questo consente loro poi di che cosa fare? Consente loro di andare a bussare alla porta del capo e chiedere un aumento. Quindi le donne, su questo parliamo ovviamente di privati, non di pubblico, perché come ci ricordava prima Francesco, nel pubblico i contratti sono molto specifici e insomma e per legge sono uguali per tutti. Nel privato magari qualche cosa di diverso si riesce a fare. Quindi ricordiamoci che la personalità incide molto anche su questo aspetto. Le donne tendono ad evitare quel tipo di conflitti perché appunto hanno paura a negoziare anche davanti al datore di lavoro e quindi chiedere più soldi. Poi le differenze sul salario sono anche sotto altri aspetti. Appunto i giovani in media guadagnano di meno, nonostante magari ci siano anche fortissime competenze, quindi anche sotto questo aspetto bisognerebbe parlarne moltissimo. Noi però siamo arrivati in chiusura, sicuramente torneremo a parlare di questo tema, visto che ci stiamo avvicinando anche all'8 marzo, la giornata della donna, sia mai chiamarla festa della donna. Io ringrazio gli ospiti di oggi, ringrazio Massimo e noi ci rivediamo alla prossima puntata della Cittadella. Un saluto a tutti. Stai ascoltando